C'è poi un altro tema di confronto in queste ore nel governo, quello dei vaccini, in questo caso un confronto molto serrato e non senza rispettive puntualizzazioni tra il ministro leghista, il ministro dell'Interno Salvini da un lato e la titolare della Salute 5 Stelle Giulia Grillo. E allora sentiamo Elisabetta Margonari che ci dà conto anche di quelle che sono state le reazioni delle opposizioni e poi una scheda che ha curato Marco Cosenza. 10 vaccini sono inutili, in parecchi casi pericolosi se non dannosi, almeno secondo Salvini, che li mette in dubbio come fanno i Novax più convinti. Il ministro dell'Interno interviene in materia di salute e garantisce l'impegno preso in campagna elettorale per permettere a tutti i bambini di andare a scuola, ovvero anche se i genitori non rispettano gli obblighi. È proprio attorno alla frequenza sotto i 6 anni che si riaccende la questione e lo scontro, perché se anche il ministro della Salute, la 5 Stelle Giulia Grillo, si è detta contraria all'esclusione degli alunni, sui vaccini la sua posizione è differente e appena insediata ha dichiarato sono un importante strumento di prevenzione. Oggi annuncia stiamo lavorando per garantire la frequenza dei bambini negli asili nido e per rivedere l'impianto del disegno di legge. Ma la scienza la fanno gli scienziati, la politica decide gli strumenti, sottolinea il ministro, se vuole utilizzare l'obbligatorietà e in quale misura. Salvini ringrazia per la precisazione e in pratica corregge il tiro. Condivido il pensiero del ministro Grillo, la competenza è sua. Basta i bambini possano entrare in classe a settembre. Ma l'immunologo Burioni, che difende strenuamente i vaccini, lo attacca. La sua è una bugia pericolosissima e se la dice chi ha la responsabilità della sicurezza del paese è preoccupante. Mentre Renzi afferma Burioni contro Salvini è come dire scienza contro fanatismo. Eppure Forza Italia, col presidente del Parlamento europeo Tajani, ricorda coi vaccini abbiamo salvato milioni di vite, non dobbiamo dar retta a fake news. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità avvisa senza i vaccini ci sarebbe la ricomparsa di molte malattie. Che bella questa cerottina. È stato il decreto